Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi ci troviamo presso l'Istituto Tecnico Industriale Cannizzaro in occasione della competizione nazionale di robotica tra scuole Cannizza Robot. Venite con me. Per ogni azienda oggi la parte di automazione ed elettronica diventa sempre più importante e fondamentale, sia per migliorare i processi produttivi, sia per la salute dei lavoratori. Quindi tutte le attività più pericolose man mano passano ai robot, tutte le attività più complesse possono essere sostenute dall'automazione. Perché Cannizzaro? Perché Cannizzaro è una scuola in cui questo evento, che sembra un gioco, in realtà mette in mostra grande capacità di innovazione, spirito di iniziativa. È importantissimo invece investire quando si è giovani nella formazione, perché poi magari in modo complesso i risultati però arriveranno. Quest'anno abbiamo scelto il robot guida turistica. I robot simulano di essere guide turistiche, vanno a prendere i turisti in aeroporto e alla stazione e li conducono presso i nostri più bei monumenti. Le discipline che vengono coinvolte chiaramente sono quelle tecniche, quindi parliamo di informatica ed elettronica e questo fa sì che gli studenti mettano in pratica tutto quello che studiano durante l'anno. E adesso scopriamo insieme i vincitori della competizione.